Papa Francesco lancia l'appello per accogliere i migranti in parrocchie, comunità religiose, monasteri, e il Veneto si mobilita. A Venezia, per esempio, dove è arrivata anche la lettera del patriarca Francesco Moraglia a tutti i fedeli, 2 parrocchie del centro storico hanno offerto in queste ore la loro disponibilità. Ma c'è anche chi l'accoglienza già l'ha messa in pratica da mesi, come la parrocchia della Risurrezione nel quartiere Cita a Marghera. C'è una sorta di ristorante gestito da rifugiati che si trasformano in cuochi e camerieri, oppure il servizio di barbiere gestito da un giovane pakistano. Ieri proprio c'è stata una scossa che per noi, per la nostra città, è stata contemporaneamente dal Francesco Vescovo e anche da Francesco Papa, insomma ci hanno scosso e noi stavamo già cominciando a rispondere. A Padova, diocesi tra le più estese, con 459 parrocchie, già una ventina di realtà accolgono migranti, ma con la struttura dell'accoglienza diffusa, 5-6 persone al massimo, strutture destinate ad aumentare nelle prossime ore dopo l'appello del Pontefice. L'appello è di ieri, ad oggi non abbiamo ancora percepito una novità. C'è stato sicuramente prima dell'appello un bisogno da parte della Chiesa diocesana attraverso i vicari forani di ritrovarsi, perché c'è un forte bisogno di informare, sensibilizzare, motivare le comunità cristiane. Anche a Vicenza l'accoglienza è già realtà. Da circa 6 mesi il vescovo Beniamino Pizziol ha aperto le porte di un appartamento. 4 richiedenti asilo provenienti dall'Africa sono ospitati in quella casa. L'obiettivo è creare un centro di accoglienza in ognuno dei 23 vicariati della diocesi. A valle di Castelgomberto, però, il parroco aveva proposto di collocare una decina di profughi nella canonica vuota, ma 200 fedeli gli hanno risposto con un secco no. A Treviso, dalla prefettura, si ammette la difficoltà di applicare l'accoglienza diffusa, con 72 comuni che non hanno dato la loro disponibilità e solo 23 hanno risposto sì, ma anche dalla diocesi di Treviso arrivano notizie di accoglienza già attiva da mesi, in particolare a Onei di Fonte, dove ci sono 40 giovani di 4 nazionalità, parrocchie generalmente preferite a case o altre strutture. La parrocchia, i cittadini cristiani hanno l'occasione veramente di entrare in contatto, in relazione, perché non sono più numeri, dati giornalistici, ma diventano persone. Intanto una ricerca del Sole 24 Ore pone il Veneto al 3° posto in Italia per il tasso di naturalizzazione, ovvero la percentuale di stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza, con il 39,5 per 1000, salendo addirittura al 2° posto dietro la Lombardia per numeri assoluti, con 20.331 persone diventate italiane. Chi si ostina a parlare di Veneto razzista farà bene a studiare con attenzione questi numeri, afferma il presidente del Veneto Luca Zaia.